Dovremmo avere uno sblocco di questi fondi a breve, ma abbiamo dovuto andarli a spiegarlo e a mostrare quello che sta avvenendo sul territorio veneto. I finanziamenti per proseguire i lavori della Pedemontana arriveranno. Di ritorno da Roma, l'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti ha ricevuto le garanzie che erano state chieste anche dal presidente Zaia, che a inizio settimana aveva preso carta e penna per chiedere direttamente al premier Enrico Letta e ai ministri Saccomanni e Lupi che lo Stato erogasse quanto era stato promesso al Veneto. Noi stiamo aspettando una serie di trasferimenti che lo Stato ha garantito ancora dal 1998, perché la Pedemontana veneta era comunque un'opera strategica a livello nazionale. Abbiamo dovuto recuperare soldi che erano, tra virgolette, stati anche cancellati dai bilanci nazionali, ma quello che ci sta creando problemi in questo momento è che appunto una cosa segnalata e anche certificata nel mese di giugno non veniva trasmessa dal governo. Se non si provvedesse a corrispondere il contributo statale previsto dai decreti interministeriali, i lavori per la Pedemontana dovrebbero essere inevitabilmente sospesi, provocando un danno sia in termini economici che occupazionali. L'incontro di Ciambetti al Ministero sembra da questo punto di vista risolutivo, anche se di questi tempi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Ci auguriamo che quello che ci hanno detto a parole questa settimana venga tramutato in realtà la prossima settimana con il decreto che sblocca questi finanziamenti.